Marco Zabotti, educare ancora, educare sempre, la missione, anche il motto di questa nuova edizione del premio Toniolo, un premio che quest'anno è suddiviso in 3 sezioni, ci racconta quali sono? Sì, educare ancora, educare sempre è il tema dell'urgenza educativa. Sono tutti temi legati all'esperienza e al pensiero e azione di Giuseppe Toniolo. Noi siamo qui a 101 anni dalla nascita a ricordare la straordinaria attualità di quest'uomo. Quest'anno appunto 3 sezioni. Per la prima, la sezione pensiero nazionale, noi conferiremo il premio ad Antonio Polito, editorialista Corriere della Sera, per il suo recente volume Riprendiamoci i nostri figli, Marsilio Editore, in cui viene sottolineata la necessità di una rinnovata mission educativa, vorrei ancora di più una grande alleanza educativa fra i soggetti che riguardano la scuola, la famiglia, i mass media, le grandi agenzie educative di questo Paese. Nel suo libro Riprendiamoci i nostri figli racconta l'emergenza educativa che sta riguardando in generale la famiglia, ma anche il ruolo dei padri. Quindi l'aspetto educativo che è anche al centro di questo premio Giuseppe Toniolo 2019 calza a pennello. Sì, questo penso che sia stato il ragionamento che hanno fatto i membri della giuria che mi hanno dato questo onore del premio di stasera. E ho fatto negli anni più volte sono tornato su questo tema, sia avvertito come cruciale sia per la mia esperienza personale di genitore, abbastanza comune, condivisa da tanti genitori in Italia, sia anche perché penso che il tema dell'educazione sia comunque uno dei cuori, uno degli aspetti cruciali della crisi italiana, che non è solo una crisi economico-politica, ma anche una crisi culturale. Quindi molto dipende da quello che succederà nelle famiglie italiane, tra i giovani italiani, se possiamo uscire da questa crisi oppure no. Il premio invece regionale, Azione Testimoni, che conferisce un riconoscimento a quanti hanno dimostrato nella concretezza della loro attività un'ispirazione, in questo caso legata al tema dell'educazione. E noi premiamo questa sera la Fondazione Grenfell Love, Marco e Gloria, Onlus, e nelle persone del presidente Gottardi e della vicepresidente signora Daniela. Da un grande dolore può nascere anche un grande impegno a favore dei giovani e delle comunità. Cosa significa per voi oggi ricevere questo premio importante, il premio Toniolo, dedicato a una sezione regionale? Cosa significa per voi riceverlo in questa serata davvero particolare? Sì, allora, per noi è un grosso onore perché specialmente ci dà una mano, ci aiuta a far conoscere la storia di questi 2 meravigliosi ragazzi. Noi vogliamo portare avanti la loro bellissima storia e lasciare la tragedia, in un angolo. La tragedia deve servire solo come monito per persone che hanno determinate responsabilità. E poi è molto importante perché questo premio è legato all'educazione e l'educazione è uno dei valori che noi abbiamo cercato di infondere in nostro figlio. Infatti io sono convinta che alla base di tutto l'educazione dei figli è importantissima. Non è vero che la quantità e la qualità non vadano allo stesso passo, perché serve senz'altro più presenza con i nostri figli. Io di questo ne sono convintissima, e se i risultati dei nostri 2 ragazzi sono stati quelli che si sanno, è dovuto anche a questo, a una forte presenza dei genitori in tutte le fasi della loro vita, adolescenza, l'infanzia, tutto quello che riguarda il loro percorso fino al momento in cui escono dalla scuola. Ecco, e lì è importante esserci. Poi quest'anno come giovani abbiamo le scuole. Crediamo che il tema dei giovani sia educare sia con loro protagonisti, e quindi abbiamo l'Istituto Comprensivo per dei progetti formativi e abbiamo anche il Collegio Babi Valier con i suoi 92 anni di storia nel segno proprio dell'educare. Con il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, oggi, questa sera, per questo premio davvero importante che avvalora l'intera comunità pievigina, insomma un premio che è nelle radici della città. Ma al di là della città, del comune di Pieve di Soligo, credo possa diventare un premio di valenza nazionale per il messaggio che è quello del Toniolo. Avendo letto i suoi scritti, devo dire che l'attualità dei suoi punti, soprattutto nella politica, in quello che riguarda la visione di una società, sono attualissimi, ed è straordinario come oggi ci si possa ritrovare attorno a parole scritte 150 anni fa. Credo che il suo messaggio sia attualissimo
Il motivo di orgoglio è quello di avere dei comitati, una diocesi che sostiene e una comunità che sostiene questo beato, che sostiene il suo pensiero, e che la partecipazione a queste serate ne è la testimonianza.